Salve a tutti, bentrovati in Qui Sicilia, trasmissione a cura del Laboratorio Politico Alba Siciliana, ospitata dal canale YouTube, in compagnia di chi vi parla e dell'amico Salvatore Ginaprelli. Salve. E allora, Salvatore, siamo al day after, giorni molto vivaci per chi si è particolarmente appassionato. Devo dire, qua tra i presenti effettivamente nessuno dei due ha mostrato grandissimo coinvolgimento, però avevamo lanciato qualche pronostico e poi vedremo un pochino anche di capire se e quanto siamo andati lontano da ciò che la volontà del popolo ha espresso nelle varie situazioni. Ma prima di cominciare questo, io avevo trovato un paio di paroline, perché noi ci ricordiamo che abbiamo collaborato su tanti fronti e quello dell'attualità e della politica è solo uno dei nostri pallini, diciamo, e in particolare ci siamo un po' dilettati di cultura siciliana. E quando capita qualche termine, qualche parola assolutamente ignota, che come la famosa cadrega dei lombardi potrebbe significare un quadro appeso al muro, una valanga, invece era una banalissima sedia, pare brutto, insomma, rimanere lì senza una conoscenza del termine. E proprio oggi me ne sono capitati due che, avendo più o meno riuscito a capire, insomma, avendo decodificato, li proponiamo così come un piccolo antipasto alla puntata di oggi. Innanzitutto, così vediamo pure se tra Mineo e Catania, o Pedara per meglio dire, già cambiamo vocabolario, perché come sai, insomma, sono termini che variano da zona a zona. Il primo è casuledda. Casuledda, che dovrebbe essere un plurale, però in realtà qui veniva detto a casuledda, come se fosse una. Però se lo traduci è plurale. Casuledda. Casuledda. Siamo nell'ambito gastronomico, diciamo è un ingrediente, un cibo. Non lo conosci? È la prima volta che lo sento dire. Perfetto. Casuledda sono i fagiolini o i fagioli, insomma, che venivano cucinati in qualche modo, però qua si diceva prepariamo a casuledda, che non puoi tradurre uguale perché i fagioli sono sempre un po', non è che ne cucini uno, insomma, ovviamente. Sì, certo. E invece tu hai ricordi di termini dialettali per definire i fagioli? O hai i fagiolini? I fagioli sempre triaca. Triaca, vedi, completamente diverso. Secondo termine che viene dal passato, la iazzana. Iazzana di solito è scritto con la I lunga. Iazzana. Mai sentito? Vedi. Questo tra l'altro è un mistero perché nei vecchi vocabolari storici che ho potuto vedere per cercarlo non ce n'è traccia. Invece un'azienda pasticcera, una fabbrica di prodotti per la pasticceria della zona di Messina, a Limarina, alla sede, lo ha usato come nome, cioè si chiama proprio Iazzana questa azienda, e loro dicono che il termine significa uno scrigno, un piccolo tesoro nascosto. Però questo significato è piuttosto diverso da quello con cui mi è stata comunicata questa parola, che veniva usata per definire un piccolo terreno, una radura, diciamo, che veniva coltivata, insomma, uno spazio piccolo però, tipo aiuola, ma in campo agricolo.
a Iazzana, e forse ora che mi stai dicendo questo, forse vagamente mi ricorda questo qualcosa di, diciamo, un terrazzamento piccolo dove... Un piccolo spiazzo, diciamo. Beh, e questo appunto, è curioso che a Messina c'è questa reminiscenza in provincia, ma i vocabolari storici niente, non lo riportano, insomma. Bene, abbandoniamo la bella cultura che sempre noi, i nostri ascoltatori lo sanno, insomma, passeremmo la nostra vita a occuparci di queste cose se fosse possibile, ma purtroppo anche la realtà incombe. Qualcuno, per esempio, da questa tornata elettorale sa che potrà godere ancora per 5 anni di un gratta e vinci, insomma, abbastanza buono, perché essendo stati eletti ai vari luoghi, in Parlamento regionale, per esempio, è chiaro che il proprio destino personale è abbastanza migliore dal giorno 25 in poi. Chiaramente devono ringraziare il popolo che li ha premiati in qualche modo, è buon per loro. Ma per gli altri, appunto, c'è da valutare se o quanto e in che misura il nuovo Parlamento regionale, per esempio, partiamo da lì, sarà all'altezza e sarà fonte di elementi positivi per i residenti in Sicilia e per i siciliani in generale. Cosa avevamo detto l'altra volta, Salvatore? Che avrebbe vinto il centrodestra di Schifani, mi pare questo era piuttosto facile, sì, no? Sì. È arrivato secondo il gruppo di De Luca, e questo già diciamo che è un elemento di novità, perché nel contesto regionale è quasi un po' un effetto 5 Stelle, perché comunque altre parti d'Italia, a parte che non votavano alle regionali, ma comunque non hanno vissuto questo effetto sorpresa di una forza che ha delle caratteristiche nuove, e poi sono arrivati, diciamo, vicini, mi pare, PD e Movimento 5 Stelle, di poco differenziati, un punto percentuale, credo. Ecco, e quindi in pratica abbiamo il Partito Democratico, che è stato fino ad oggi, insomma, un po' il pilastro del famoso governo a responsabilità o a controllo esterno, diciamo, quindi un po' quasi il garante della volontà altrui per la sua applicazione in Sicilia, e che insomma ha dovuto fare dei passi indietro. Infatti il segretario si presenterà dimissionario al congresso, e quindi questi enti esterni devono anche di corso a trovarsi nuovi rappresentanti. Tu giustamente facevi notare, come tanti hanno potuto constatare, che i vincitori, in particolare Fratelli d'Italia, si affrettano a garantirsi, insomma, diciamo, a presentarsi come i sereni e tranquilli continuatori, diciamo, di questo ruolo. Però su questo, da una parte, bisogna vedere quanto pensi di poterlo fare e anche di riuscirci, perché non è detto che sia così facile. Dall'altra bisogna pure vedere se c'è una reale volontà anche da parte dell'elettorato stesso, che potrebbe in qualche modo avere delle aspettative diverse rispetto a certi appuntamenti che abbiamo di fronte a noi, nel senso che se poi, come abbiamo detto spesso, Salvatore, se ti ricordi anche la stessa questione sicilianista, abbiamo detto, ma se non ci fosse bisogno del sicilianismo, nessuno avrebbe motivo di sostenere questa posizione, perché il ruolo della Sicilia nel contesto italiano sarebbe più che dignitoso. Il problema nasce dal fattore di diseguaglianze che noi possiamo constatare, no? Da decenni. La stessa cosa io credo che si possa applicare un po' anche in questo dato. La fedeltà, appunto, incondizionata alla famiglia europea, euroatlantica, NATO e americana, eccetera, se portasse solo benefici e fattori positivi, perché si dovrebbe contrastarla? Solo per un astratto principio
che qualcuno potrebbe anche avere, ma insomma non legato a problemi concreti di un'autodeterminazione che ha un valore in sé. Credo che invece, e su questo chiedo il tuo parere, ci aspettino momenti nei quali continuare sulla stessa linea che ci ha portato fino ad oggi ad essere praticamente anche in un conflitto con un nemico che ha tutte le ragioni di vederci come nemici e quindi di trattarci di conseguenza. Ecco, io non credo che si prospettino cose per le quali essere così contenti di essere anche quasi il collante o i più zelanti tra i membri del Patto Atlantico, e quindi la signora Meloni a questo dovrà rispondere in qualche modo, cioè è un ruolo abbastanza scomodo per certi versi. Tu come vedi questo inizio di nuovo governo rispetto alle prospettive? Ma la signora Meloni a chi deve rispondere? Perché la domanda è questa. Se tu intendi agli elettorato, poteva avere interesse fino al giorno 24. 09. In questo momento ormai l'elettorato ha fatto la sua parte, è legittimata a rappresentare, a fare il governo, e adesso non guarda più agli elettori, ma guarda al puparo o a chi detiene la tastiera, che abbiamo sempre detto. E quindi ecco che manda i messaggi che farà una finanziaria secondo, cioè, insomma, che sarà gradita all'Unione Europea. Qualcuno ha scritto che l'avrebbe fatta a quattro mani tra lei e Draghi, e a questo punto io chiedo, e allora perché stava all'opposizione? Ha sempre detto che era atlantista, per cui chi l'ha votata sapeva già a priori che la posizione era atlantista, e quindi si dovevano aspettare che si continuerà con invio di armi, sanzioni, tutto ciò che questo comporta. Quindi secondo me, come diceva Gattopardo, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna cambiare tutto. C'è un piccolo problema però, che ai tempi del Gattopardo eravamo ancora in una fase pre-democratica nella quale in buona sostanza il ruolo delle cosiddette masse, insomma del numero, della totalità, si esprimeva solo nelle forme disordinate e rivoluzionarie o comunque delle rivolte, e quindi non era contemplato nell'ambito anche dei cambi come poteva essere stato quello dell'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia non è stato un fenomeno di massa, tranne nel momento del cosiddetto plebiscito, che è arrivato a cose fatte. È stata un'operazione di allargamento del Regno di Savoia, insomma, che poi ha trovato il popolo così speranzoso, ma non protagonista, questo mi pare chiaro. Oggi, soprattutto il ruolo, parlavamo proprio, e hai visto, non so, si parla delle periferie a Roma, una periferia che rischia di essere colonizzata da case assegnate a nomadi che evidentemente hanno deciso di non essere più nomadi, però gli abitanti si ribellano a questa, diciamo, convivenza o vicinanza, e in tutto ciò c'era chi diceva: come mai nessun esponente del PD, esponente democratico cosiddetto, è mai andato in questi luoghi a cercare un po' di capire qual era la situazione, trovare delle formule di armonia, mentre invece la Meloni c'è andata e ha raccolto, diciamo, il plauso e anche la sintonia appunto con questa linea di intolleranza, diciamo, e comunque di protesta degli abitanti, così come lei è la prima che tira fuori il problema adesso dei rincari e via di seguito. Voglio dire che se ti fai portatore delle problematiche più percepite come prioritarie da parte della maggioranza, è chiaro che questo ti porta ai consensi, e i consensi sono arrivati. Poi però, detto ciò, quindi,
E infatti qualche proposta sta venendo fuori, però voglio dire, a un certo punto, quando poi devi scegliere i tot miliardi, per esempio, visto che le risorse sono quelle che sono, se le devi mandare a continuare la resistenza ucraina, oppure li devi utilizzare per tappare qualche falla nelle tasche dei tuoi concittadini che ti hanno dato pure il voto, c'è un problema. Sei tirato da due parti diverse. Li manderai in Ucraina. Li manderai in Ucraina. Bene. E quindi lascerà che, a differenza, come mi facevano notare, di paesi come la Germania, eccetera, che non aspettano l'Europa per fare gli ammortizzatori sociali, ma stanziano centinaia di miliardi proprio per mitigare gli effetti di questi fattori sui propri cittadini, lì possibilmente avranno meno da protestare e da risentire delle conseguenze della guerra. Se in Italia gli italiani li lasci soli a pagare il conto, quale potrà essere l'effetto? Che appunto diranno: ma che abbiamo votato? In che mani ci siamo messi? Sì, va bene, ma tutti questi discorsi trovano il tempo che trovano, perché poi tanto se ne parlerà fra 3 anni, 5 anni. Dicevi tu che nel secolo scorso c'era tutto un altro ragionamento, si ragionava con le rivolte. Qui ormai l'italiano ragiona con il pallone, cioè questi giorni si parla, oggi intervistavano un panificatore di Messina che dice: non aumentiamo momentaneamente il prezzo perché non vogliamo danneggiare le cose, però fra 2 o 3 mesi sappiamo che o licenziamo o chiudiamo. Cioè si parla così, rassegnati. Si sono riuniti là il garante per l'energia e candidamente l'aumento del 59%. Di che cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di niente. È inutile che facciamo voli pindarici, se rispetta, non rispetta. La Meloni ha votato pure la Fornero ai tempi di Monti. Quindi se la memoria degli italiani è quella di un paramecio, troppo questo è il questi sono discorsi di gente che ragiona, quelli che fai tu, ma qua ci sono 59 milioni che non ragionano. No, ma io non credo che sia così indispensabile la capacità di ragionamento che aiuta, diciamo, su certi livelli. Però, per esempio, un cane che frequenta la mia casa, se si deve sedere sul pavimento o sul divano, è in grado di scegliere quale luogo preferisce. Quindi stiamo parlando di un livello di consapevolezza piuttosto elementare, che soprattutto non guarda, come dicevi tu, alla memoria storica anche di certi comportamenti politici, guarda al qui ed ora. Il voto è stato espresso adesso. Le parole d'ordine di questa candidata e della sua forza politica sono state: pensiamo agli italiani. Gli italiani prima di tutto, i loro problemi e non la casta e non, diciamo, le elite e via di seguito. E quindi se adesso si va all'aggravamento che tu giustamente ricordavi, col panettiere che licenzia oppure mette il pane a 20 euro al chilo, penso che nessuno possa far finta di non accorgersene. Questo ti voglio dire, anche perché se sono finiti i soldi ancora devi comprare il pane per altri 15 giorni prima che arrivi il prossimo stipendio o pensione o reddito di cittadinanza. Lo stomaco vuoto penso che non si possa riempire col pallone. Credo. Sì, ho capito. E allora che fa? Scendono in piazza? Tu pensi che si scenderà in piazza e faranno la rivoluzione? Ma io ti posso dire questo. E glielo faranno fare? A chi? Alle persone? Ai manifestanti? Beh, uno intanto scende in piazza, poi vede un po' se c'è quello del moto ondulatorio. Si fanno tanti incontri in piazza, più che stando a casa. Però voglio dirti che proprio questo aspetto credo che in particolare sia all'ordine del giorno, in una riflessione che è anche autocritica da parte di coloro che le piazze le hanno organizzate
le hanno organizzate negli scorsi mesi, anche con un buon successo, e non c'era la Meloni in quelle piazze. Sono coloro che hanno provato, hanno pensato di poter convertire o tradurre questo movimento in un risultato elettorale, non ci sono riusciti, e questo è un dato di fatto. Però, detto questo, siccome le piazze le hanno frequentate e le sanno organizzare, se arrivano argomenti più che sostanziosi come quelli del disagio economico, accompagnato anche dalle incognite appunto che la guerra porta con sé, piuttosto serie, le piazze tornano a riempirle. Ricordiamoci che tutto sommato anche il governo Draghi è caduto su una questione che riguardava in fondo giochi elettorali, no? Ma perché? Perché il signor Conte ha capito che se si smarcava dalla linea bellicista sic et simpliciter al 100%, poteva averne un riscatto in termini di voti, e direi che gli è andata piuttosto bene. Quindi, solo che all'indomani del voto ora parlano un pochettino di riavvicinare PD e 5 Stelle. come si dice, il mondo non si è fermato al 25 settembre. Voglio dire che quell'appuntamento importante, perché definisce i rapporti di forza dentro al Parlamento, è chiaro che ha spinto ognuno a cercare di massimizzare. Poi dopo succede che qualcuno può avere interesse a cambiare questo risultato o il suo prodotto, che è il governo esecutivo che esce fuori. Tra l'altro siamo in Italia in cui, se tu ti ricordi, le legislature si contano in linea di massima perché di elezioni anticipate non ce ne sono state tantissime, diciamo. Però rispetto alle legislature, quanto è il numero totale dei governi dall'inizio della Repubblica ad oggi? Il doppio? 3 volte tanto? Ci sono stati governi che sono durati 6 mesi, voglio dire, no? Quindi anche senza andare a e cambi di maggioranza piuttosto significativi, non piccoli aggiustamenti, non rimpasti. Voglio dire che già questo può essere ottenuto per effetto di fattori imprevisti o qualche modo che costringono a prenderne atto. Qualcuno mi diceva, se veramente osassero mettere mano al reddito di cittadinanza, tra l'altro non so se hai sentito la dichiarazione su questo di La Russa, collega della Giorgia Meloni, era in qualche trasmissione, gli hanno detto: ma voi che intenzione avete? No, dice: noi lo sostituiamo con due provvedimenti nuovi, non so quali siano esattamente, ma che avrebbero per effetto che la metà di coloro che oggi percepiscono in varia misura un reddito di cittadinanza prenderebbero qualcosa in più, che sembra un po' un rebus di quelli della settimana enigmistica, perché mi stai dicendo che la metà prende qualcosa in più, ma l'altra metà perché non mi dici che fine fa? Forse perché mi stai dicendo che glielo tolgono e i soldi risparmiati li buttano di là. O una piccola parte di quelli dei soldi risparmiati. Però appunto, poi sai, in questi casi cosa vuol dire? È come se nella fabbrica con 50 dipendenti arrivi dicendo: mi dispiace signori, la metà di voi se ne deve andare. Finché non dici qual è questa metà, tu stai stimolando la reazione di protesta in tutti i dipendenti, perché se non mi hai detto che è quell'altro, posso rischiarlo anch'io il posto. Quindi questa maniera è proprio fatta apposta, cioè sembra fatta apposta per mettere in allarme il totale degli attuali percettori. Su quale basi mi stai dicendo che ci sarà una scrematura? Sul colore degli occhi? Sulla misura della scarpa? Qual è il parametro? Non si sa. E guarda caso se ne sta parlando ora dopo il voto, non è che è stato detto con precisione quando si doveva andare a votare. Magari no? Il primo provvedimento potrebbe essere che invece delle autocertificazioni con cui si è stato dato il reddito di cittadinanza a tutti questi che poi molti si è visto che erano
dichiarazioni mendaci, richiedere invece delle autocertificazioni le certificazioni, e quindi già questa qua verrebbe una bella scrematura. Ma guarda, io credo che sicuramente se cerchi, come si dice, una forma di maggiore corrispondenza tra i requisiti e persone che lo percepiscono, trovi tante situazioni irregolari, no? Moltissime. Però la mia domanda è un'altra, ed è ciò a cui volevo arrivare. Qualunque alterazione del provvedimento, che come ora è molto assistenziale e molto ampio, soprattutto nella nostra regione, insomma, ora non voglio dire le percentuali precise, però diciamo che in Sicilia è abbastanza importante come fattore. Qualunque messa in discussione, voglio dire, per il verso giusto o per il verso sbagliato, per una maggiore equità o semplicemente per non spendere i soldi in questa voce di bilancio, i risultati che porta porterebbe di gettare in un mercato del lavoro persone che in qualche modo finora per ora ne sono fuori, in linea di massima, si dice grazie a questo reddito. Ma se ti trovi nella stessa circostanza per cui il mercato del lavoro in realtà in questo momento non c'è, capisci che stai producendo sostanzialmente una persona che o diventa dal giorno dopo un contestatore per motivi, diciamo, di necessità, o passa direttamente al servizio della criminalità organizzata, o non so cosa, ma di sicuro non lo stai trasformando in un operaio della Fiat con contratto a tempo indeterminato. Ma se non c'è una politica di favorire il lavoro, cioè far aumentare le capacità lavorative, cioè l'offerta di lavoro, è inutile. È inutile. Il reddito di cittadinanza doveva essere fatto, che poi 3 volte i navigator, altri assistenzialismi, ma dovevano cercare il lavoro. Ma cosa cercavano se il lavoro non ce n'era? Appunto. Come ti facevano a farti le tre proposte e poi eventualmente toglierti il reddito di cittadinanza? Quindi sono cose che... No, ma stiamo parlando proprio di un qualcosa che non è lo sviluppo, come dicevamo, e diciamo il progresso della struttura economica del paese. Stiamo parlando di mezzi di attenuazione del disagio. È tutto un altro settore. Quindi il disagio, che preoccupa perché può diventare in qualche modo fattore di instabilità, se smetti di tamponarlo, insomma, di curarlo o di mitigarlo, aumenta. Penso che sia inevitabile. Ma poi bisogna associarlo anche al fatto che da qui ai prossimi mesi ci sarà tutta una massa di persone che si troveranno dall'oggi al domani disoccupati, perché le aziende chiudono per via del caro bollette, l'aumento delle materie prime, e quindi vale a gestire poi questa massa di disperati. Chiamiamoli disperati, chiamiamoli con il nome, il termine giusto che si mette. Non lo so se... È quello che io dico, che il governo Meloni, che tu dicevi, sì, ma tanto non cambia rispetto al precedente. Il problema sta proprio lì, che non cambiando rispetto al precedente, se saranno così le cose, porta a maturazione le problematiche che i precedenti hanno innescato, perché questo ciclo di crisi totale, non dimentichiamo da quali fattori è stato potenziato: la crisi energetica, le sanzioni, tutto un ruolo muscolare di armiamoci e partite nei confronti di una nazione significativa del contesto europeo e anche in particolare per l'economia dell'Italia e non solo, in senso bidirezionale, non solo perché forniva energia ma anche perché era un mercato piuttosto interessante. Ci hanno fatto credere di potercelo permettere. Ma non è che ce l'hanno fatto credere, ce l'hanno imposto. Siccome
C'è gente che dice di crederci. Ci credono, col cavolo, col culo degli altri, scusando il francesismo. Ma il problema è che sono gente che parla la nostra stessa lingua, cioè c'era proprio un dibattito in televisione, c'era intervistato Michele Santoro con un giovane giornalista della Repubblica, tale Cappellini, che combatteva a colpi di fioretto dialettico con Santoro dicendo: ma allora che dovevamo fare? Se diciamo che la povera Ucraina è stata aggredita, noi stavamo a guardare, ci giravamo dall'altra parte? E Santoro gli rispondeva: bisogna vedere se ti puoi permettere di intervenire e quali sono le conseguenze. Tu dici col culo degli altri. Io non lo so se questo Cappellini, che sta in questo stesso paese, quindi come gli diceva anche Santoro, alla prima o alla seconda atomica che ti arriva in testa, poi io ti vengo a chiedere se sei ancora così gagliardo nell'andare a difendere gli ucraini. Perché più che altro secondo me è un parlare da incoscienti in un certo senso, non da persone che stanno al di là dell'Atlantico in qualche città americana e quindi sarà difficile che gli arriva qualche ordigno fino a sotto casa. Sono i nostri connazionali che mi preoccupano di più, quelli col coltello in mezzo ai denti, che dicono per l'Ucraina qualsiasi cosa, diamo la vita, cioè sono veramente così convinti, vogliono arruolarsi e andare a fare i volontari? Ma ci sono quelli che sono andati, che ci hanno rimesso le penne, pure poi lo dicono pure al telegiornale, 30enne è andato lì e muore per l'Ucraina, eccetera, eccetera. Sono cose che per me non stanno in cielo né in terra. L'Ucraina già ha messo i paletti. Non mi dite di fare sanzioni a Gazprom e altri. Non era l'Ucraina, era l'Ungheria. L'Ungheria volevo dire, scusami. Non mi dite di fare perché io no li faccio. Perché? Per quale motivo se lo può permettere e qui noi dobbiamo essere a 90 gradi? Questo è. Poi è inutile che mi parla di Fiume, Istria, cioè voglio dire, ma di che cazzo stai parlando? Certo, io credo proprio che appunto il problema sta nella propaganda, perché io non so come funzionano i mezzi di informazione in Ungheria, sinceramente, però qualche ideuzza su come funzionano in Italia me la son fatta, in linea di massima. E purtroppo dobbiamo dirlo che certo c'è una responsabilità individuale, come abbiamo vissuto negli scorsi 2 anni, a un certo punto ognuno di noi è anche responsabile di quello che si fa raccontare e di quante ne accetta senza farsi venire 2 dubbi. E credo che questo continui a valere ancora di più oggi, nella misura in cui c'è una tesi che viene sostenuta al di là di ogni ragionevole dato di fatto, che non soltanto fin dall'inizio la posizione della Russia sia stata paragonabile a quella della Germania all'inizio dell'ultima guerra, o comunque in tutte le azioni, compresa l'invasione della Polonia, eccetera. Quindi un'equiparazione semplicistica a quel caso storico ben noto, ma che allo stesso tempo, in conseguenza di ciò, ancor più che la Germania della Seconda Guerra Mondiale, la Russia a livello internazionale e mondiale era divenuta il paria, che vorrebbe dire insomma la figura più marginale e disprezzata da tutto il consesso civile mondiale. Allora, se tu credi a questa descrizione geopolitica, non solo ti viene da pensare che stai dalla parte della ragione perché stai con tutti gli altri tranne i russi, e secondo che sia anche molto facile vincere perché c'hai solo i russi dall'altra parte contro l'intero mondo. Terzo, che non ti può venire mai in mente di guardare con simpatia a
quella parte, perché è come il Saddam Hussein di ieri, il Gheddafi dell'altro ieri e gli altri cattivi che nel tempo sono stati tolti di mezzo. Quindi entra in quel capitolo lì. Ora, se sei convinto di questo dato, è meno strano che appunto non solo fai questa scelta di atlantismo a tutti i costi, ma anche credi che ne pagherai relativamente le conseguenze, perché sarà solo questione di poco tempo che finalmente, insomma, quel nuovo dittatore verrà tolto di mezzo, eccetera, eccetera. Il problema nasce quando appunto vanno avanti i mesi, perché ormai quando è stato? Fine di febbraio, no? Fine febbraio, 20 e rotti febbraio. Ad oggi, insomma, ci siamo fatti una primavera e un'estate praticamente, e ancora siamo così e non se ne vede la fine, anzi ci sono gasdotti che zompano così misteriosamente, saranno fattori geologici, no? Le faglie sicuramente sono state le faglie. Le faglie a tritolo. Le faglie a tritolo. A un certo punto la propaganda, che è efficace, perché sappiamo che può far odiare chiunque. Io paragonavo titoli che parlano appunto di situazioni di contrasto tra russi e ucraini, sempre questa connotazione dell'ucraino vittima, del russo carnefice, che se le paragoniamo a quando, non so, c'era l'apartheid o comunque l'apartheid in America, era sempre il nero della porta accanto che aggrediva tua figlia, rapinava il tuo pollaio, e bisognava scrivere che era nero, perché i neri erano il peggio. Paradossalmente tutto ciò oggi dai famosi arcobalenisti non fanno un piego, perché distinguere razzialmente un ucraino da un russo è fondamentale. È proprio l'ABC che fonda tutta questa propaganda. Però cosa voglio dire? Che la propaganda funziona per far sbagliare tante persone, no? Per fargli mettere da parte il proprio punto di vista e assumerne un altro già preconfezionato. Solo che nel corso del tempo, come durante l'ultima guerra che è durata 5 anni e rotti, a un certo punto qualcuno si è anche stufato di eroismo e retorica militarista, perché gli era saltata la casa, aveva perso metà della famiglia, non sapeva manco più dove stava, in un campo profughi, eccetera. Dici, tutta questa bella guerra rinnovatrice dei popoli mi ha un po' stufato. Così come sappiamo che gli americani fanno sempre la guerra in casa d'altri, perché da loro alla popolazione non gli piace. Gli dà fastidio che saltano in aria i quartieri, insomma, il giardinetto bello pulito. E allora questo bagno di realtà io credo che sia la migliore cura per qualsiasi intossicazione ideologica o di propaganda. Non ne vedo di migliori per chi, come dicevi tu all'inizio, non ci arriva o non si pone delle domande. Va bene, ma i fatti però sono quelli per tutti quanti. Vuoi continuare a dire dopo 3-4 mesi che andiamo avanti ancora con le sanzioni, andiamo avanti ancora che pure se a Putin gli va di mandarci un po' di gas non lo può fare più, eccetera eccetera. Siamo nel migliore dei mondi possibili, l'hai detto tu, continua a ripeterlo. Ti voglio vedere sotto un ponte vestito di stracci che continui a dire vai così alla grande. Ti voglio entusiasta, perché lo sei stato fino adesso. E ci saranno quelli che lo faranno. Veramente? Ma tu dici sì. Senza uso di droghe, però. Senza uso di droghe, perché già la droga c'è a livello è un miracolo. Sì. No, perché appunto è l'unica formula dell'irrealtà, cioè della distopia di chi viene massacrato ed è tutto contento, voglio dire, veramente ci vuole coraggio. Io non lo so se questo avverrà. Ti dico, un osservatore del contesto siciliano con cui parlavo mi diceva: se sfiorano il reddito di cittadinanza già ci sarà casino in giro. Era una sua previsione. Non lo so, questo potremo vederlo. Però quello che ti voglio dire è che la continuazione tranquilla, la stabilità che
ad alcuni fa molto comodo, è tutt'altro che semplice da mantenere, secondo me, con ciò che ci si prospetta. Bisogna vedere se poi si riesce nel famoso miracolo di mettere una parte delle vittime contro un'altra parte, come se fosse quella, diciamo, la causa, no? Come è stato per esempio nel conflitto tra destra e sinistra negli anni 70, voglio dire, no? Ragazzi che si sparavano per strada, dici ma perché stai sparando a quell'altro? Perché è un fascista. Ma sì, ma che t'ha fatto in buona sostanza? Niente, però quelle contrapposizioni lì, voglio dire, Sì. ecco, oggi non so in quale modo si potrebbero incardinare. Tra l'altro, ecco, volevo fare questo piccolo flash giusto perché oggi siamo un po' disordinati, però ci tenevo perché appunto chi non è andato a votare possibilmente, abbiamo già detto che per carità, insomma, non era facile in questa occasione mantenere un po' di buona volontà, però sappia che le macchine del voto, diciamo così, che sono strutturate, che chiamano altri nostri simili, possibilmente potevamo partecipare anche noi se avevamo voglia di una pizza offerta dal gentile organizzatore, hanno come al solito veicolato appunto una certa quantità di consensi verso determinate direzioni, e questo per esempio è un piccolo documento, insomma uno dei tantissimi, che riguarda elezioni nel comune di Mineo, dove già salta agli occhi nella colonna a destra il valore decisamente personalizzato rispetto agli altri beneficiari verso il nipote, casualmente, di Raffaele Lombardo, figlio del fratello Giuseppe, che grazie anche a questi 417 torna ad avere meno problemi, prima di tutto proprio di quei 417, perché lui per i prossimi anni della legislatura regionale saprà come pagare le bollette. Infatti sono persone queste che organizzano queste cose che veramente fanno del bene a determinati soggetti. Un altro esempio invece ce l'abbiamo qui nella colonna del Partito Democratico, laddove accanto a numeri decisamente esigui di 1, 5, 6 preferenze, un gruzzolo di consensi è concentrato, eccolo qua, lo mettiamo bello grande, più grande di così non si può, sul attuale sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, il quale io posso dire a nome dei paesani, diciamo, che conosco, che qui non siamo a Militello, siamo a Mineo, e quindi particolari motivi, parenti, una presenza nel passato, un qualsiasi fattore per cui si possa spiegare in maniera innocente e innocua un naturale versamento di consensi con il voto di preferenza esattamente a Giovanni Burtone, tra tutti coloro che prima di tutto, tra l'altro qui avevamo anche Anthony Barbagallo, non so se mi spiego, Salvatore, chi è Anthony Barbagallo? È il segretario regionale del PD. Quindi dico, il segretario regionale del PD prende 2 voti, 2 ridicoli voti. Il signor Giovanni Burtone, che è estraneo a Mineo esattamente come Anthony Barbagallo, ne prende 64. Ora, se io fossi in Burtone qualche domanda me la farei, perché a me darebbe molto fastidio, sinceramente, anche se grazie a questi altri 64 benefattori anche il signor Burtone e la sua famiglia avranno meno problemi della maggioranza dei loro conterranei, e di questo gli devono essere grati, però se nel mezzo tra i benefattori e i beneficiari ci fosse stato qualche soggetto che ha organizzato questa confluenza, bisogna vedere di che soggetto stiamo parlando, perché per esempio potrebbe essere un fascista, e allora l'antifascismo di Burtone dovrebbe indignarsi. Potrebbe essere un mafioso, e quindi lo spirito antimafia di Burtone, che possibilmente era in prima fila
alle commemorazioni di Falcone e Borsellino dovrebbe indignarsi. E poi soprattutto perché mai un fascista o un mafioso o qualche altra persona poco raccomandabile dovrebbe andare a portare i voti proprio al signor Burtone? Non ce n'era qualcuno peggio di lui e più simile, diciamo così, per fare quest'opera di bene? Sono tutte domande a cui sicuramente Burtone non risponderà, però intanto noi abbiamo fatto vedere questo cartello che, se non eravate a Mineo e non andavate fisicamente a spulciare i cartelli, insomma, che vengono affissi dopo l'elezione, non vi sarebbe. Siccome questo signore è diventato deputato regionale, la cosa ha rilevanza che va oltre il simpatico paesello. E quindi questo, giusto per chiudere il momento elettorale. E invece, come ho detto, oggi siamo un po' disordinati, ma va così, la prossima volta saremo più precisi. Io ti volevo chiedere un parere rispetto a un altro fattore che in geopolitica è stato detto, perché noi sappiamo qual è la differenza tra la scienza e la storia, per esempio, le scienze naturali e la storia. La differenza è che entrambi i campi si enunciano delle leggi, anche in economia. In economia e in storia sono leggi che riguardano il comportamento umano. Il problema è che non ci si preoccupa mai di verificare se siano vere, perché partono sempre da circostanze specifiche e l'esperimento non è ripetibile, non è come la pentola che bolle e ce l'hai messa tu sul fornello, hai acceso e hai contato i secondi. Cosa voglio dire? Che non preoccupandosi di fare questa verifica, poi possibilmente rimane come impressione che quella legge fosse vera, mentre invece no, non lo è. Si era detto, se ti ricordi, all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, si era detto che c'erano fattori, diciamo, geopolitici che avevano contribuito ad acuire le problematiche, soprattutto riguardanti il rapporto tra Russia e NATO, perché l'accerchiamento sostanzialmente della presenza di questa alleanza atlantica da tutte le parti, insomma, intorno alla Russia, aveva creato una situazione di tensione e di necessità per la Russia di ristabilire una distanza che, per esempio, nella fase precedente, quello che era stato l'Europa definita dagli accordi di Yalta, vedeva una fascia tra l'Unione Sovietica e i paesi europei costituita da piccoli stati che in qualche modo erano una sorta di zona di interposizione, giusto? Uh-huh. E questo appunto è la definizione di una legge, e cioè siccome al mettere in discussione di uno status quo che garantisce certi equilibri, si cerca di ristabilire un nuovo status quo che torni a garantire quegli equilibri, il che significava che appunto l'idea iniziale per cui si chiedeva che l'Ucraina rimanesse fuori dalla NATO, questo sicuramente, ma anche con un indirizzo, diciamo, politico neutrale in qualche modo, era la condizione necessaria, vista già l'adesione di tutti gli altri paesi, Polonia, compagnia bella, insomma tutti gli ex paesi del patto di Varsavia, per salvaguardare questo famoso cuscinetto, giusto? Ora però, se quella legge era vera, siamo andati fuori dal suo adeguamento, cioè dalla sua funzione, nel momento in cui abbiamo adesso l'allargamento e quindi neanche queste piccole repubblichette che dice almeno sono quelle il cuscinetto, queste zone autonome, diciamo, che si erano create dentro i confini dell'Ucraina. E vabbè, e ancora siamo in quel discorso. Ma se me le trasformi in territorio sovrano a tutti gli effetti come le province della Russia, e quindi con tutte le conseguenze che sappiamo, al di là delle conseguenze che è ciò di cui si parla oggi sul piano militare, però viene a cadere
quella regola precedente, non vale più la ricerca del cuscinetto, voglio dire. O si è spostato il cuscinetto. E come si è spostato? Che l'Ucraina Cioè, direttamente? O si sposta, se quello è territorio, diventa territorio russo e si voleva creare un cuscinetto, si vede che il cuscinetto dovrà essere invaso a partire da questo nuovo territorio. Però vedi, è dal mese di febbraio che si combatte, quindi non può darsi che nell'andare avanti dello scontro anche determinati obiettivi probabilmente hanno avuto un'evoluzione, sono cambiati. E magari all'inizio si voleva arrivare a Kiev direttamente, poi non è stato possibile, poi ci si stava accontentando appunto di occupare Donetsk e Lugansk. In questo momento è una situazione abbastanza fluida, e quindi due cose: o la Russia è veramente in difficoltà e sta cercando di massimizzare quello che ha ottenuto fino adesso, e quindi annettendo questi territori, così in modo che essendo territori russi, qualsiasi attacco in questi territori è come se fossero attacchi nel territorio russo, con tutta un'escalation che potrebbe derivare. Però è anche vero, qui bisogna vedere, perché entriamo a livello filosofico praticamente, perché sì, lo riconosce la Russia, non lo riconosce il resto la maggior parte, insomma, degli stati occidentali, e quindi un attacco nel Lugansk o nel Donetsk per l'Occidente non è diretto verso la Russia, mentre per la Russia è diretto nei propri confronti. Quindi nascono proprio delle funzioni a n variabili da domani in poi. Bisogna vedere qual è adesso il reale obiettivo, cosa è mutato. Ecco. Questo dato di imprevedibilità e di inconoscibilità che tu esprimi, e che credo che sia una foto realistica, però nel momento in cui si volevano un po' prevedere o comunque stabilire le logiche dell'azione sulla base di un principio che appunto doveva essere quello della fascia di sicurezza e che invece evidentemente non interessava o è stato superato da un fattore più importante. E allora parliamo di qual è quel fattore più importante, perché non può rimanere una regola se questa regola viene trasgredita. Ma vedi, già il fatto del cuscinetto un pochettino decade, perché se uno vede un pochettino la carta geografica, mi sembra strano che si concentra tutto a sud, quindi Donetsk e Lugansk, e poi lasci tutta la parte a nord che arriva fino alla Bielorussia, del confine, libero. Quindi a quel punto non puoi parlare di un vero e proprio cuscinetto. Si ha un cuscinetto quando tu proprio allontani dai tuoi confini, da sud a nord, una possibile minaccia, insomma. Quindi c'è qualcosa che o è andato storto o non sta riuscendo ad attuare, o non lo so. Oppure un'altra ipotesi è appunto, se questa qua che io sto prendendo, mi sto annettendo, diventa territorio russo, adesso agirò dal 2 di ottobre affinché mi crei veramente il cuscinetto. Siamo ad un bivio, o si è acquistato quello che si è acquistato e ci si ferma e si cominciano a intavolare trattative che comunque su queste basi non è che abbiano molte possibilità di successo, oppure appunto a partire da questa situazione ci sarà un'escalation e
diciamo, mettere avanti il trampolino per lanciarmi oltre. E questo, Leone, lo possiamo vedere nei prossimi giorni. Come ripeto sempre, non siamo nella stanza dei bottoni, né dall'una né dall'altra parte. No, è questo il problema, perché poi tu pensa appunto agli esempi passati in cui magari le guerre a un certo punto arrivano a una conclusione e di solito hanno un vincitore e uno sconfitto, più o meno. Anche se il vincitore subisce molti danni, però comunque ha vinto e quell'altro ha perso. Ora, in questa confusione, appunto, come dicevo prima, di percezione della realtà, del ruolo internazionale, la Russia è isolata, non se la fila nessuno, oppure no, è la leader o comunque la capofila di un nuovo mondo multipolare laddove gli isolati siamo noi. Cioè, capisci che sono due letture completamente opposte, inconciliabili tra loro, o è vera l'una o è vera l'altra. E quando finirà appunto tutto ciò, noi scopriremo se siamo stati come l'ultimo giapponese rimasto per 30 anni sull'isoletta pensando che ancora stava combattendo per l'imperatore, che poverino era in buona fede, per carità, però siamo pronti ad accettare per noi stessi una simile ignoranza, possiamo chiamarla, smarrimento, perdita del contatto con la realtà, perché c'è un 50% di probabilità che i fessi siamo noi, qualunque delle due visioni abbiamo scelto. Ma che noi siamo i fessi, questo qua non ci piove. È una garanzia. Questo è l'unico fatto certo in tutto questo, in questi dubbi. Ok. Allora lì poi ci sono troppi fattori che... Allora, per esempio, sul fatto dell'annessione di questi territori, la Russia non riceve, diciamo, l'appoggio dalla Cina. Però è anche vero che la Cina non può avallare questa annessione, perché altrimenti offrirebbe il fianco sulla sua questione specifica di Taiwan. Certo. E quindi magari apertamente non te lo dà, però poi sotto banco ci saranno altri accordi. Ci sono troppi fattori che bisogna tenere presente in questa vicenda qui. Niente, io penso che, a parte che, come abbiamo detto sempre, noi abbiamo le informazioni solo di parte, che appunto ci dicono che i russi sono brutti, sporchi e cattivi, possibilmente lo saranno, ma è anche vero che si diceva che la Russia in una settimana avrebbe perso, non avrebbero avuto più che mangiare, eccetera. L'evoluzione di questa cosa si potrà vedere nella prossima settimana. Vedi, perché con l'annessione di queste zone Putin sta facendo il richiamo obbligatorio dei cittadini che abitano in quelle zone, e quindi questo potrebbe essere per sopperire al fatto che la mobilitazione che lui aveva chiesto in Russia magari non ha dato i numeri che desiderava, e praticamente sta dicendo: vi annetto, stiamo combattendo per voi e quindi dovete metterci del vostro. E bisogna vedere, perché abbiamo detto che fino adesso la Russia sembra che abbia giocato con un basso profilo di mezzi. Vediamo che cos'è, o è veramente in difficoltà, o all'Ucraina sono arrivate armi, e non solo, consiglieri e altro, che fanno la differenza tecnologicamente sul terreno, oppure appunto nei prossimi giorni magari la Russia giocherà il tutto per tutto. Io vorrei concludere con un'immagine, perché tra l'altro è anche difficile parlarne senza poi passare per, non so, persone che non dicono le cose giuste o che stanno facendo ipotesi. Questo fatto che è successo, parlavamo di
danneggiamenti non meglio identificati ai due gasdotti. Quando io l'ho sentito all'inizio la notizia ho pensato, caspita, sono riusciti qualcuno, insomma, se si è trattato di atto intenzionale, a colpire contemporaneamente due infrastrutture importanti. Come hanno fatto a colpirle contemporaneamente? E poi come ho dovuto constatare che non ero molto a conoscenza di come è fatto, di come sono fatti questi gasdotti, soprattutto da dove passano, e anche il fatto che passano nello stesso punto. Cioè, laddove c'è la traiettoria, insomma, il percorso geografico del primo gasdotto, chi ha curato il progetto e via di seguito ha pensato bene di farci esattamente accanto il secondo. Ora, questa cosa un po' mi ha stupito. Sarà che la Terra è piccola e non si voleva farlo passare nei territori di paesi specifici, quindi è un problema politico. Però se non ci fosse questo come fattore condizionante, non sarebbe stato meglio fare due condotte che seguono percorsi separati, piuttosto che così, che se qualcuno tira una bomba li piglia tutti e due? Non so, l'uomo della strada se lo chiede. Strategicamente sicuramente non si è tenuto conto appunto dei fatti di sicurezza, perché arrivato a un certo punto poteva anche deviare verso l'exclave russa e poi da lì continuare. Certo, poi bisogna vedere, c'è il discorso di acque territoriali, perché è un mare stretto, quindi potrebbero esserci anche proprio dei problemi a livello di concessioni di altri. Indubbiamente. Però se tu gli fai una deviazione, gli dici permettimi di passare, ti faccio una deviazione e ti porto il gas pure a te, cioè, questi sono accordi che poi si potevano fare. Certo, in questo modo praticamente con una fava prendi due piccioni, cioè praticamente sì. Ora, giustamente tu dicevi vedremo nei prossimi giorni. Io credo che saranno momenti determinanti non solo in conseguenza appunto della proclamata annessione e espansione della Russia in parte dell'Ucraina, ma io credo anche in conseguenza di questo atto, perché poi ora non so se il danno è riparabile, come funziona sul piano tecnico, ma apre. Loro parlano che non sarà più utilizzabile. Vabbè, come è stato costruito, a un certo punto lo puoi pure rimettere a posto, non lo so. Infatti, cioè adesso magari è un'esasperazione, magari ecco, sì, magari dovrai però, vedi, stendere. Dici, ne fai gli fai non lo so, una forma di riparazione. Ma in ogni caso il problema non è solo e soltanto, secondo me, ciò che è successo e il danno specifico, ma è l'apertura di un'eventualità. Cioè, se metti in conto, come dicevi tu, tra le n variabili, anche il fatto che queste infrastrutture energetiche possono essere campo bellico, come prima abbiamo sentito una centrale energetica atomica, e adesso anche il gasdotto, e così coinvolgi nello scenario di guerra elementi che ingenuamente forse avevamo lasciato indisturbati in un certo senso, o comunque al riparo. Cioè, il problema non è riparare il danno che è stato fatto adesso, è che possibilmente qualcuno si può mettere di buona volontà e lo sfascia interamente, voglio dire, dall'inizio alla fine, lo cancella dalla mappa geografica a questo gasdotto, perché si può fare anche questo. Abbiamo deciso che è legittimo in qualche modo in uno scenario di conflitto totale. Non c'è più limite, voglio dire, no? Ma questo già è successo negli altri conflitti. È chiaro. Durante la seconda guerra mondiale, ad esempio, i sommergibili dell'una e dell'altra parte
prendevano di mira il commercio navale, insomma le navi commerciali, mercantili, che praticamente portavano o rifornimenti o materie prime, eccetera, e li affondavano. Quindi praticamente gli togli l'elemento per lavorare, per rifornirti, eccetera. Quindi questo c'è. E qualcuno diceva che appunto questo Gas Stream 1 e 2 devono essere viste come due petroliere, alla segue di questo, e quindi sono stati fatti oggetto, parlano di sabotaggio. Ora, da parte di chi questo dice che è la Russia, ma la Russia a un certo punto poteva chiudere direttamente i rubinetti, non passava il gas, e comunque si lasciava che quando si normalizzeranno i rapporti di riaprire, e quindi dal punto di vista dei suoi interessi potevo capire se un sabotaggio fosse stato fatto in un pipeline che sia nel Mediterraneo, che porta gas all'Europa da altre parti del mondo, oppure per esempio dall'Algeria, che arriva qua in Italia e poi prosegue. Questo mi lascia un pochettino. Tra l'altro ci sono dei video che riprendono le prime parole dette da Biden quando c'era il sospetto dell'attacco dei russi, che diceva che se la Russia dovesse attaccare, noi metteremo fuori uso praticamente il Nord Stream 1 e 2. Quindi sulla base di questi video, più chiaro di così dici, ma non è logica che la Russia, che può chiudere, ha rallentato, eccetera, si priva di la possibilità nel tempo, quando magari le cose miglioreranno, i rapporti miglioreranno, eccetera, di riprendere a commerciare, a vendere il suo gas. In questo modo è un danno economico, perché quel pochettino che vendeva non lo può vendere più. In più ci sono andati di mezzo soldi spesi per la realizzazione di questa pipeline, e quindi nel futuro bisognerebbe rispendere soldi per riattivarla in qualche modo, un bypass o qualcosa. Cioè, secondo me è fuori logica, almeno per la mia logica. Poi tutto è possibile. Guarda Salvatore, prima di tutto io dico solo questo, che siccome siamo sempre all'ombra delle accuse di complottismo e cospirazionismo, no? Che vuol dire non puoi ragionare. O tu l'hai visto quello con la bomba in mano che si infilava sott'acqua? Non l'hai visto, e allora non puoi parlare. E questo credo che sia assurdo e inaccettabile, perché nel campo delle ipotesi è anche giusto ragionarci su. E io proprio per questo motivo voglio lasciare agli atti, perché poi possibilmente i nostri posteri che leggeranno sui libri di storia questo episodio, è come il bombardamento di Pearl Harbor, no? Con la flotta americana, a distanza di tanti anni poi si sono sapute tante cose, quindi saranno più fortunati quelli che verranno dopo, che ne sapranno più di noi. Però io voglio lasciare agli atti questa ipotesi. Se proprio dovessi essere sicuro che la decisione di compiere questo attentato è realmente, veramente partita dal Cremlino, diciamo, quale senso gli posso dare? L'unico che mi viene in mente, per dargli appunto un minimo di giustificazione, è che nei confronti nostri, e quindi della Germania e del resto dell'Europa, noi compresi, si possa essere tentata la carta del ora vi metto di fronte al fatto compiuto nel quale vi siete voluti andare a cacciare da soli, in un certo senso, ora vedrete quanto costa la vostra ambiguità, il vostro voler tenere i due piedi in due staffe, e questo inverno, invece di traccheggiare, forse se facciamo i buoni qualche chilo di gas ce lo mandi, eccetera, ve lo fate proprio in modo insostenibile, per giocare sulla rottura degli equilibri della struttura sociale dei vari paesi d'Europa, cioè messi alle corde
per crollare, diciamo, di fronte all'insostenibilità dell'atlantismo che finora ci ha visto nicchiare e fare un po' i furbi, in un certo senso. Solo in questa formula estremizzante per le problematiche agli imprenditori, ai cittadini e via di seguito, potrei pensare che qualcuno a Mosca, al Cremlino, dove caspita sia, ha detto proviamo a vedere un po' se l'Europa non sarà più in condizioni di fare da sponda agli americani, perché sarà in guerra civile sostanzialmente. Come lo facciamo? Qual è l'unico strumento che abbiamo? Questo. Perché altri non ne hanno, non però, è che... È un'ipotesi, chiaramente. È un'ipotesi, però allora non si va a fare un danno in un punto profondo dove poi l'eventuale riparazione ha dei costi. E io posso benissimo, per questa ipotesi, chiudere il gas. Potrei anche simulare sulla mia terraferma un attentato che ha messo fuori i macchinari, magari poi possibilmente non è vero, per dire che io per i prossimi anni non posso, visto che mi mancano i pezzi perché c'è il blocco, insomma, le sanzioni eccetera, non lo posso riparare. Poi sai, tutto è possibile. Cioè, voglio dire, questo è l'aspetto oggettivo. Considera anche che siccome il buonsenso, come tu dicevi, fa pensare come autori responsabili la controparte invece, quindi certo, sì. Questo è anche un danno d'immagine, diciamo, perché chiaramente il signor Biden poi deve giustificarsi e deve dimostrare che non è stato lui. Così, se avveniva in territorio russo era più difficile dargli la colpa. Però Biden, ci sono i video che Biden lo diceva. Comunque, certo, dico, essere alleati di uno che fa una cosa del genere. L'Italia è alleata degli Stati Uniti, giusto? Sì, colonia degli Stati Uniti. Sì. No, c'è gente che appunto è tutta entusiasta, dice no, perché noi abbiamo scelto, noi ogni mattina ci svegliamo cantando l'inno americano, no? Ok. Certo, America. E però questo fatto che è successo è palesemente un vantaggio per chi? O per gli Stati Uniti, che aumenteranno la vendita di gas liquefatto all'Europa, perché da qualche parte lo deve prendere, o di società multinazionali, eccetera, per far lievitare ancora di più il prezzo del metano. Quindi vogliamo fare proprio una fantageopolitica, potrebbe essere anche che non è stata nemmeno la Russia e negli Stati Uniti, ma società mercenarie al soldo di grandi gruppi finanziari. Questo qua diciamo che è nella fantasia. Comunque tu stai parlando di un soggetto che non è legato ad uno Stato nazionale, diciamo. Sì, potrebbe, ma vedi, potrebbe essere, ma ovviamente con le pinze, con tante riserve. Del resto abbiamo sempre detto che queste multinazionali hanno bilanci che superano le economie dei singoli stati, quindi a sto punto chissà perché nessuno ha pensato alla Cina, tra l'altro, voglio dire, che è un altro di quelli che vengono individuati come gente che trama. La Cina, non lo so se la Cina avrebbe avuto questo interesse, non lo so. Comunque, per chi accusa di essere complottisti, ecco, non mi veniva la frase. Io voglio dire che quando ci sono degli scontri dal punto di vista economico, militare, eccetera, e si fanno delle analisi, non sono altro che delle partite a scacchi, e si ragiona non col cuore, perché sono filo di qua, filo di là. Si devono analizzare, ma analizzare non così, per chi ha le informazioni, non noi, ecco, le deve sviscerare le varie ipotesi, le varie cose, e poi magari
individuare la strategia da utilizzare, la tattica e quant'altro, le contromisure, ecco, il termine esatto sono le contromisure, come interdire certe aree, prevenire, cioè si deve mettere uno nelle condizioni non di ragionare quello che io vorrei fare, ma ci deve essere la capacità di cercare di entrare nella mente dell'avversario e cercare di capire quale potrebbe essere la sua mossa, in modo da poterlo anticipare. È molto difficile, perché non sono dati così, perché c'è in mezzo la fragilità, l'umanità che a volte sfugge nelle cose più elementari. E molte battaglie, molte guerre si vincono anche da pensieri irrazionali che uno nel momento di lucidità non farebbe mai. Chiaro. Questo per dire che insomma, il complottista potrebbe essere anche una persona che cerca di vedere un pochettino al di là di ciò che comunemente si dice. Chiaro. Bene, mi pare che abbiamo lanciato molte previsioni, fattori che appunto aspettano risposte e speriamo che non siano quelle peggiori che potremo vedere e constatare nei giorni a venire. Per il momento ci fermiamo qui e salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, invitiamo sempre a seguire il canale Telegram e via di seguito, e soprattutto quello perché ogni giorno esce qualche notizia che altrove non potrete o difficilmente potrete trovare, le famose informazioni di cui parlava l'amico Genaprelli. Noi sveliamo segreti grossi, insomma, come quel giornalista di Repubblica, il giornalista dei misteri, un certo Di Feo, che ogni giorno esce fuori con cose che non sa nessuno, e mi raccomando, voi che leggete Repubblica non le dite a nessuno perché sono segreti. Certo. I segreti in edicola, se è una rubrica particolare, insomma. Il segreto di Pulcinella. Praticamente è quello. Potrebbero cambiare anche il nome della testata stessa. Quindi per i segreti di Qui Sicilia seguite il canale. Nel frattempo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.